Consumatori, aiutate non solo i negozi di vicinato, ma anche l'agricoltura del vostro territorio che oggi sta lavorando in perdita. Meno 36% per un chilo di carne suina, meno 28% per un chilo di carne di coniglio, meno 21% per un litro di latte, da 39 centesimi al litro a 30 centesimi sotto il costo di produzione. La CIA di Padova denuncia come il post-emergenza Covid-19 stia spingendo al ribasso il valore delle produzioni nostrane, che vengono pagate cifre irrisorie ai produttori, molti dei quali in questo periodo stanno lavorando in perdita. Sono quasi 12.000 le aziende agricole in provincia di Padova. Agli agricoltori rimane il 20%, se è tanto, del prezzo finale. Un periodo di speculazione che speriamo passi presto, denuncia la categoria, mentre succede che per il consumatore il prezzo finale abbia subito un incremento. Qualche esempio? Ai mercati contadini un chilo di ciliegie viene venduto a 5 euro, mentre in alcuni supermercati si trovano a 7,90. Gli asparagi verdi ai mercatini costano 5,90 al chilo e 7 euro al chilo in diversi market. I cipollotti scontano una differenza di quasi il doppio, 4 euro al chilo ai mercatini a fronte di 7,42 nei supermercati. Valori che stanno facendo passare un messaggio sbagliato, sottolinea il direttore della CIA di Padova Maurizio Antonini, che l'incremento dei prezzi finali comporta a cascata un maggiore guadagno a beneficio degli agricoltori. Non è così. I margini si perdono lungo la filiera e agli imprenditori rimangono solamente le briciole. Una soluzione? Comprate dalle aziende dell'agroalimentare locale, meglio se direttamente.